Nella mattinata di mercoledì 24 aprile, intorno alle 11, è avvenuto un violento incidente tra due autovetture nella strada provinciale che da Pavia di Udine porta al capoluogo friulano all'altezza di Percoto. In un tratto stradale di leggera curvatura, per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto uno scontro laterofrontale tra due automobili senza alcun segno di frenata sull'asfalto che potrebbe lasciar presumere un malore o una distrazione. Una Dacia Duster guidata da una donna che procedeva in direzione Pavia di Udine si è scontrata con una Skoda guidata da un uomo che percorreva invece la strada in direzione opposta. Si è sfiorato di pochi centimetri il frontale con le due auto che hanno dato vita a un impatto molto violento che ha sbalzato le due vetture fuori carreggiata, con la Dacia finita in un fosso adiacente. A rendere insidioso il tratto di strada anche l'umido delle precipitazioni che ha reso il fondo scivoloso. Dopo lo scontro alcuni testimoni abitanti del posto hanno chiamato i soccorsi che sono sopraggiunti tempestivamente insieme anche ai vigili del fuoco, i quali hanno messo in sicurezza la strada, mentre il personale infermieristico ha trasportato i due conducenti all'ospedale di Udine in codice giallo. Nonostante la violenza dell'impatto, i due malcapitati non sono da considerarsi in pericolo di vita, con la strada provinciale che dopo qualche normale disguido al traffico è tornata a una situazione di normalità.